Siamo giunti all'8ª corsa conclusiva della giornata bolognese. Ritirati Fadia e Frankie Bright, restano 10 in questa corsa di chiusura. 1 Fairplay Fox, 2 Franchina Baldo, 3 Figlio dei Venti, 5 Fulmine DSE, 6 Figo Step. In seconda linea 8 Furia Light, 9 Fly dei Greppi, 10 Farida Rab, 11 FBIB, 12 Face to Face SBF. Netti favori per Fulmine DSE, numero 5 Maurizio Cheli. Macchina che accelera. Partite. In vantaggio Figlio dei Venti. Alla corda c'è Franchina Baldo, all'esterno si presenta Fulmine DSE. Più indietro Fairplay Fox con al largo Fly dei Greppi. Si accoda in seconda posizione Fulmine DSE, al comando dunque Figlio dei Venti che completa in 15 i primi 200, corsa ricordiamo sul doppio chilometro. La terza ruota intanto per Figo Step che progredisce, supera Fly dei Greppi e dopo i primi 400 metri in 39 punta su Figlio dei Venti. In seconda posizione si mantiene il favorito Fulmine DSE, poi Franchina Baldo. A precedere Fly dei Greppi che è superato ora da Figo Step e Figo Step arriva ora al sediolo del battistrada Figlio dei Venti. 800 metri che sono coperti nell'ordine del 1, 2 e 6. Si viaggia da 1,18 abbondante. Tenta la terza ruota intanto Face to Face SBF che progredisce seguito da FBIB, corsa che si anima dopo un chilometro percorso in 1,18,9, sempre Figlio dei Venti leader, Figo Step all'esterno alla corda Fulmine DSE, a centropista Face to Face SBF che si trascina FBIB, all'esterno anche Fly dei Greppi con in schiena Farida Rab. Intanto siamo a 700 dalla conclusione. Situazione tattica invariata, continuano i due in terza ruota. Al comando c'è sempre Figlio dei Venti con in schiena Fulmine DSE e all'esterno Figo Step. Terza ruota costante di numero Face 8 to Face Furia Light squalificato. E di FBIB. Face to Face c'è nella terza ruota ora, quando siamo a poco più di 400 dall'arrivo. Attacco della curva conclusiva, in vantaggio Figlio dei Venti nei confronti di Figo Step all'esterno. In terza ruota Face to Face alla corda Fulmine. Poi FBIB che viene in quarta corsia. Completamento della curva conclusiva, ingresso in addirittura d'arrivo. Entra ancora in vantaggio Figlio dei Venti. Fulmine che sprinta in open stretch. Lo scatto di Fulmine DSE che nel finale si avvantaggia per vincere su Figlio dei Venti, mentre al terzo posto finisce ancora Figo Step sull'errore di FBIB. 1,18 il ragguaglio conclusivo, 31 a chiudere. Maurizio Cheli a segno in quest'ultima corsa dall'Arcoveggio. Segue tutta strada Figlio dei Venti e col proprio Fulmine DSE lo fulmina praticamente nel finale, vincendo questa corsa riservata ai 4 anni sul doppio chilometro. Fulmine DSE, Maurizio Cheli, Massimo Trevellin per il signor Guido Gnoffo. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per domenica.